Ancora un'ora e poi chiuderanno definitivamente le liste per le politiche del 4 marzo. In casa PD non mancano i malumori, non certo nascosti ieri durante l'esecutivo regionale di Padova. Insoddisfazione soprattutto tra i fedeli di Emiliano ed Orlando per quelli che vengono definiti nomi calati dall'alto. È una fase fisiologica normale, commenta Alessandro Bisato. In alcuni parti del territorio veneto c'è un'obiettiva sofferenza perché magari si aspettavano una candidatura rispetto ad un'altra, ma adesso l'importante è che ci sentiamo tutti dalla stessa parte, che facciamo il massimo impegno in questo mese per ottenere un risultato che sia come dire, il massimo possibile per la nostra formazione politica. Insoddisfazioni che non riguardano però due big nazionali inseriti in Veneto, il ministro Marco Minniti e l'avvocato Lucia Annibali. Ci sono due personalità nazionali. L'importante è che non siano stati candidati per portare via un seggio ai veneti, cosa che sicuramente non sarà. Nel dettaglio alla Camera, tra i nomi noti ormai quasi certi, quello di Roger De Menec, Maria Rosa Barazza, Silvano Piazza e Rosanna Filippin. Al Senato, Laura Puppato, Daniela Sbrollini e Pierpaolo Baretta. Non passano poi, certo inosservate, alcune esclusioni eccellenti, come quella di Simonetta Rubinato e Floriana Casellato.